Bentrovati, sono la dottoressa Valeria Lami, dirigente medico dell'unità operativa complessa di urologia diretta dal professor Fabrizio Dalmoro nell'azienda Ospedale Università Padova. Oggi sono qui con voi per parlarvi del tumore alla prostata. La prostata è un piccolo organo presente solo nel maschio che si trova al di sotto della vescica e al davanti del retto. Ha una forma e dimensione molto simili a quelle di una castagna e produce il PSA o antigene prostatico specifico. Il PSA è quindi una proteina che può essere misurata attraverso un banale prelievo del sangue che va a vedere la salute e il benessere della prostata. Può essere aumentata per tanti motivi, ma nel caso in cui sia sopra determinati livelli pone il sospetto per una patologia prostatica anche tumorale. Il tumore della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e si ha quando le cellule della ghiandola prostatica cominciano ad avere delle alterazioni e a crescere in maniera incontrollata. Nel 2020 in Italia si sono registrati più di 36.000 nuovi casi di tumore alla prostata, con un'incidenza sempre maggiore nell'ultimo decennio. Questo perché negli ultimi anni si è sviluppata sempre di più una cultura della prevenzione e ha reso possibile una diagnosi precoce. Nonostante l'incidenza molto elevata, la mortalità in realtà è molto bassa. Si stima che a 5 anni la sopravvivenza media è del 92% e questo è un numero piuttosto importante considerando soprattutto che il tumore della prostata è più frequente nella popolazione anziana. Qualora venga diagnosticato un tumore della prostata, ci sono molti trattamenti disponibili e che sono basati sul tipo di tumore che viene trovato. Si passa dalla sola osservazione nei casi in cui il tumore sia a bassa aggressività e stabile nel tempo, con la cosiddetta sorveglianza attiva che prevede un controllo periodico con il PSA, con le visite urologiche e con delle biopsie prostatiche a intervalli di tempo predefiniti, ma qualora si renda necessario un trattamento vero e proprio abbiamo a disposizione la chirurgia o la radioterapia. Molto più rari sono i casi in cui la malattia è talmente aggressiva o che lo diventi oppure nel tempo, per cui si debba agire in maniera sistemica con una terapia ormonale o una terapia addirittura chemioterapica. La visita urologica è chiaramente indicata a tutte le età qualora si abbiano dei sintomi urinari e a questo proposito vorrei specificare che l'urologo non è il medico della prostata, ma è il medico che si occupa delle patologie di rene, vesciche e genitali in entrambi i sessi. Per quanto riguarda la prevenzione nell'ambito del tumore della prostata, l'età consigliata per iniziare a fare dei controlli periodici è quella dei 50 anni. Questo perché l'incidenza del tumore alla prostata aumenta con l'aumentare dell'età ed è il principale fattore di rischio. Qualora siano presenti dei fattori di rischio aggiuntivi come la familiarità per un tumore della prostata o uno o più membri della famiglia che abbiano avuto un tumore del colon, della mammella o dell'ovaio che si associano a delle sindromi genetiche con maggior rischio di tumore alla prostata, bisogna anticipare questi controlli periodici. La parola d'ordine nell'ambito della prevenzione della patologia prostatica è quello di fare una diagnosi precoce. Questo è possibile quindi con questi controlli che prevedono non solo il banale prelievo del PSA, ma anche una visita urologica anche in assenza di sintomi. Questo ve lo dico perché il principale freno nella popolazione maschile è il fatto di non avere sintomi e quindi non aver bisogno, a loro avviso, di andare dall'urologo. In realtà il tumore della prostata nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatico, per cui non bisogna aspettare di avere sintomi per andare dall'urologo. E perché è importante andare dall'urologo? Perché il solo PSA non è in grado di trovare tutti i tipi di tumore alla prostata. L'urologo infatti in corso di visita andrà ad effettuare un'esplorazione rettale, ovvero a palpare la superficie della prostata e può sentire dei noduli prostatici e avere il sospetto di una diagnosi di un tumore della prostata anche in assenza di PSA alterato.